Ciao, io sono Giulia, lei è Grace. Abbiamo conosciuto questo libro in classe grazie alla nostra professoressa di lettere. Abbiamo scelto di portarlo perché leggendolo abbiamo capito quanto siano fondamentali la conoscenza e la sostanza dei libri e quanto sia importante il messaggio che vogliono mandare. Con termini tecnici, il libro si può definire di fantascienza, però secondo noi dietro questa apparenza iniziale si cela un significato molto profondo. Infatti, si potrebbe quasi definirlo un romanzo di crescita di tipo personale, che in questo caso comporta un cambiamento nel modo di pensare. Il libro si può ricollegare alla Germania nazista del 1933, dove tutti i libri che non corrispondevano agli ideali venivano bruciati. Entrambi ci siamo ritrovate in uno dei pensieri di Montag. Non più tardi dell'altra sera ogni cosa era perfetta. Poi, ad un tratto, mi sono accorto che stavo affogando. Per quante volte un uomo può andare a fondo e rimanere vivo? Io non riesco più a respirare. Questa è una frase che ci è piaciuta perché ha un significato molto profondo e tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a pensare queste stesse cose in un momento difficile. L'ingrediente segreto di questo libro è il coraggio di esporsi e la consapevolezza di cambiare il proprio modo di vedere le cose quando capisci che questo tuo modo non è l'unico e magari neanche il più corretto.